benvenuti a quello che dovrebbe essere l'ultimo video, suppongo, del walkthrough. Quindi, quelli del walkthrough, fatevi sentire, schiacciate un po' di pollicioni. Oh, Che boh, da lo spiegare? Vedere a pigliare a loca, ora ne niente. Io ho cercato di lottare con l'unghie e con i denti per non dare visualizzazioni a Mike Shusha e i Player Inside. Spajtero panichi Purtroppo spadaro. Mike Shusha non ha abbandonato la serie come fa spesso ultimamente. E Player Inside devo dire però che hanno fatto dei video con delle copertine un po' strane. Un picciriddu. ne parliamo di sta cosa. Vedi che si sistemano tutte cose, tu giuro. Sinceramente io non le cliccherei. Non voleva risuipare. Ma che dici? Me ne stava yen. Minchia. Taglia come avete troppo catamarite. Tutto pronto su. Sì, mi pare. Meglio che ne andiamo. Sentimi buono. Don Calanto non è fumantino, ci sa per fare. Magari riesce a trovare un'intesa. Un'intesa. Con spadaro. Usa, ci è una questione personale. Fosse solo per mia. Taglia tutte l'avoce. Tino, Chi vorrei? Ma tu a st'ora, una vista essere a leccare cioccolato a spadaro. avessimo a discorrere. Discorrere, assai ne si viu. Che fanno a bene quindi? Io, quando finché bottana, non c'è parrocchio. Enzo, non tu sguidare. Sta cosa nostra è un travaglio. Se non controlliamo bene le cose, non si travaglia più. E se non devo fare tutto un meno con due picciole, ora abbiamo a decidere zocco fare. Casi, Enzo, guida tu. Amonere, La muoviamo! cosa della manovella per avviare le macchine non c'è più. Cioè, era una meccanica che è stata introdotta e poi abbandonata. Non ne siamo io. A tonnara, non ne travagliano tondo. I lavoratori poi al mare. Minchia. E ti chiama a scappare da sotto per incontrare. E chi quando ci sono chiaffi, chi dopo ci Ho ne si sbagliato. parla. E tieni in ordine, a tornare ce l'abbiamo in mano Michele. Dobbiamo andargli Ma qua. che sa sapere, quante minchiate volte te ci puoi dare? A me non mi resta niente nuovo. E a te che me la succederebbe fosse pericoloso. E qua è Michele. Si vi posso domandare. Michele compare nostro era. Un padre Leo. Ah, da Camorio. A dire che l'ha ammazzato. Che se tu Sì, ma vuoi. continuamente non mi dice qual è la strada che devo prendere, la strada dà fastidio. Ma tornare a quattro occhi cosa assassini e fecemo la pace. Sul risultato è chiesto. Tu dai stare molto. Questa vita non può essere sulla ammazzatina e ben niente. A raccogliere A così finiamo l'ultima guerra. Ora, dai stare buono, Enzo. il cielo non so cosa è successo, Luca. Non c'è ne essere segrete in Ciareno oggi. Come volete? Avevamo a era 20 anni fa. A dei tempi il nostro gruppo era Negarietto. Travagliavamo con padre Fontanella. Difendevamo i suoi cose, pigliavamo i picciole, cose così. Fontanello vecchio, che tu sai che era un signore. Se avesse campato a chiossare, capace che tutto questo bordello non succedeva. E invece morì all'improvviso. Scapazzato sul tasso comune. Questa panzona ci spaccò le cose. Il dottore ci contai che si aveva pigliato un cavo sul suo cavallo, un fare cercare la faccia intera. Sapete se Gennaro sapeva come morì suonando? Non c'è, e tu non ti resi cara che ce l'hanno. E cangiarono tutte cose. Un nuovo barone Fontanella, un compare nostro, quindi mettere sua quota la terrera e segno un parente. Lo Stato un su tutti i suoi terreni. Magari Dio fosse finita così. Ma i nuovi compari si portare i cristiani che travagliavano nede ad agrigenti. Spadare e bastone, noi cristiani d'onore. Ma no come hanno la gente. Diciste piccoli, un famuna che manco avevano un codice, la disciplina e la tradizione. Ci abbiamo portato il rispetto. Travagliamo pure insieme una piccola cosa. Ma da cominciarono a allontanarsi con le zolfo e ci essere nel nostro territorio. Come ha cominciato questa guerra? Una panca. C'era riesce a credere. La pari picciotte nostre se ne erano a San Celeste per talare suo padre. A cominciarono a gaddare si chi coglione con le zolfo per una panca e una talare sa la gara. Poi in Europa ne trovavamo tre in trovo fiume che i cannaruzza tagliati. Ma i metri ce ne padderino. Ma cos'è scoppiò la guerra? Avevano anni che si sentiva la dialetto. Un salvaggio, mai aveva visto una cosa da così. Morirono un sacco di cristiani di tutti i robani. Che ci succedeva, Pacine? La notte, da bestia di bastone, ci mette fuoco alla sua casa. E ammazzò a Michele, sua moglie e i loro figli. Leone,
Se sai, boh, picchiera ne sonanno per chi a caccia. Michele era un bravo cristiano, un uomo d'onore. Lo sapeva pure spadare. E chi ci s'assettò per parlare? Dopo tutto il suo schifo, facessimo pace e basta. Non proprio. Ma i signori aveva pesciato fuori lo vaso. E ci facciamo pare per chi giocarci. E pagò. E se fai l'occhio con te di Michele. Cioè, è incredibile che tutto questo fosse questa conversazione qui fosse saltabile. E tra l'altro so anche che l'avevo visto, non penso di averlo registrato nel gameplay, è già successo che parlassero mentre in delle sezioni in cui c'è il saltaguida. Amico mio, venite, venite. Prego. Ora, tutti sappiamo per chi siamo qua. Quindi cominciamo, va bene? Anche se mi viene difficile, venne per fare un accordo con Don Spadaro. Troppo sangue è stato versato. Non rispettasse il patto. E mi ha ferrato a tenere a bada i vostri uomini. State chiedendo la mia protezione. Vedete come ci finisce a chi che offrite protezione. Ehi. Cercami la stelle piede, queste recriminazioni, va bene? La guerra rovina gli affari. Volete un accordo? Ma non abbiamo una proposta. No, oggi. Vi prego, ascoltatelo. Che volerete? Fontanella sta pinnendo Don Dorrisi, e sua quantità perrera, i diritti alla prospezione sull'acqua oriente della vallata, incluso un vigneto, un ne si trova a casa vostra. Ve la domando un'altra volta. Che minchia succede? Purtroppo non ho avuto scelta. Io offro un pezzo di mercato per tutti i possedimenti che vi arrestano, come segno di rispetto. Ma dicete vero? Don Bernà, vi prego, cercate di non ostacolare il progresso. Il progresso? Il progresso. E quando consumate tutte le cose che avete una tierra? Come fate a ghinchirvi i sacchetti? Ah? No, questo è un affronto. Ma questa è solo una prima proposta, E pare che non mi piaceva assai. Io e il barone dobbiamo consultarci. Magari vi proponiamo un'alternativa più interessante. Guarda, lo sapevo. No, mai niente sentì al riguardo. O posso convincere, fammici provare. No. Vabbè, non è che non me l'aspettassi, eh. E non pensavo che morisse lui, però comunque. Tierra! Difendete l'uomo! Non mi facete pigliare! Ne fottere! Unne! Dove è? No. Pigliare! Fammi vedere! Minchia! Luca! Enzo! Ancora!
Ah, io non vedo neanche la persona, francamente. Mi piace proprio per niente. No, avete coraggio. Vedi che non ti succede niente. Sadre piglia! Non so lei, siete una magliere. Venite tutte con me! Veniamo, Recca! Votatelo! Non mi volete ammazzare, guarda. A posto! Uniamo! Porto al mare! Non se ne chiama un bar! Su darriere, mettete da, non ne farà avvicinare. No! Da mare. Comunque, riduci da, sapete bene. Tu facci essere vivo. Enzo, mi stanno arrivando. Non devi mai pretendere che io sappia Non mirare. mi sei contro a dove? Tu finché polla la va a fare perché tu capisci a menare! Niccolò! Minchia che sto me la fare! Ah, e poi volevo anche concludere il discorso che avevo iniziato a inizio video. Io posso anche iniziare a tirare le somme su questa esperienza di fare una serie di episodi su un singolo videogioco. Diciamo che era una cosa che avrei sempre voluto provare. I risultati però non sono stati particolarmente buoni. Sinceramente penso che sarà la mia prima e unica serie di walkthrough del canale. Che minchia c'è successo? C'è un treno? Nel futuro tornerò a fare probabilmente soltanto video singoli dedicati ai videogiochi e in realtà già Mafia Terra Madre ho in mente di fare dopo questo qui un ultimo video particolare e autoconclusivo dedicato al gioco. No, occorre tirare la scimmia mentre questa cosa non è una cosa che mi sembrava di performare schifosamente. Mica manca! A Monica ti portiamo un dottore! Come fa quello? Forse è finita la fuga? No. Allora in realtà ho fatto appena in tempo per vincere quella scimmia lì. Zio. Piano, ce l'hai! Forza! Un affare già sarà nudo nel mare. O capisci? Ci pensiamo noi. Puntate all'oriente. Un sarriano! Arrivare un Zenacca! E facciamo bene! Ammazziamo tutte quante! A moneta siamo! Rapete! Bussare è un po'. Se nero tutti. Luca! Tieni, pigliacca! Premi fuori! E se facciamo il fine, va a tenere ronne! Non ne minchia un rottone. Fa conto che arriva. Ci pensiamo un attimo. Ce può fare. Ce può fare, Luca, tranquillo. Oh, signoruzzo. Perdonami. Enzo taneami. Te non ne escire. Ce può fare. Potini. Luca. 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 Sogno che ce l'ho. Luca, rabbelo a che.
lacrime virili. È giunto il momento delle lacrime virili. Onestamente io per buona parte di metà del gioco pensavo che la trama andasse nella direzione del fatto in cui io a un certo punto sarei dovuto andare in lotta con la mia stessa banda di mafiosi. E addirittura mi immaginavo che a un certo punto sarei stato io a dover duellare con Luca per valori opposti. Ma a questo punto allora mi immagino che noi combattiamo, cioè nel senso, a questo punto mi immagino che siano tutti considerabili buoni, Don Torrisi, Cesare e quegli altri. Qua. Enzo, rapi! Che cosa vuoi? Don Torrisi ti vuole vedere. E picchi. È una cosa tra te e lui. Io solo vengo a riferire. A cominciare a dirci. Io arrivo che me cose. Noi ti aspettavo fuori. Tu spicciati però. Ora Enzo è paranoico. Ora finisce che siamo noi a dover duellare contro Isabella e lo uccidiamo. Vabbè, perché non Enzo gran figo è indossabile? Facciamo questo. Oh, anche questo è bellino. Vabbè, compriamo un abito allora. Questo è abbastanza moderno come stile. Da cowboy praticamente. E infatti pistolero si chiamano. Ma questo che è? Caruso. Vossia la perdonare, non ci vedi più tanto assai. Si scanta e daga. Mi sentivo l'occhio in quadro per tutta sciata. Tu come stai? Secondo te, questa situazione Cavalli? è un inferno. La genestizia dorme. Ma riposavo l'occhio. Poi mi avessi stato troppa grazia. Almeno caccia silenzio. Mi sento come se mi avessi quel muto picchiore. Aspetta un attimo. Capicamo. Occhio vivo. Devo vedere se potevo personalizzare i cavalli, ma no. Non è chiaro. Io non ci misi so picciotte sciate, in caso ci venisse la fantasia di completare l'opera. Fece buono. Spadara va a sentire ciavolo di sangue. I due tu figli bottana di fontanella. Ci possono provare, ma qua non c'è tenuto. Tino ufficia a diventare una foittezza a sto posto. Tu una cosa come chissà, già avresti in 96. Come chissà mai. Nico era. E all'epoca nudo non sonnava a ammazzare un donno. No. Questa è un'altra cosa. Don Torrisi te mandò a caso, solo. Non vuole che ci sia troppa gente coinvolta. Solo noi due. Ma stare attenti. Torrisi in socco vuole. In particolare un merisse, ma è un ciavaglio. Una cosa rossa. Un ciavaglio. Ora. Chi fu? Se tanto mannassero ad ammazzare fino all'ultimo spadaro, dopo chi lo capiscero, tu no ci ricissi. No, non voleva dire chisso. Buono, perché noi siamo l'unici di qua per ferocia. Se c'è qualche cosa da fare, la facciamo. Ansemmo. Che amicizia basata sui veri valori. Lo sa penso cosa significa. Ora che Luca non c'è più. Hai a spiegare. Pare chiedo che è meglio per la famiglia. Giusto. Non è chiedo che avesse voluto. Ma quando ne chiamano a man rispondere. E a essere pronto per chiedo che viene. Ora non c'ha fazza a pensarci. Qualcuno c'ha a pensare. Don Torrisi ci aveva bisogno di Noace. Tutte e due. È giusto che io picchio posti di Luca. Ma tu stare accanto a mia. È caso, no? La responsabilità è grossa. Ma mi posso abituare. A così dicono che funziona. A soppoitare a Tino. Oh, i due che fa camminare le cose qua. La verità non è così male come pensavo. Sì, io, mio zio e Tino che comandiamo a tutti. A così aveva essere. E avevamo bisogno di te. Magari.
Non ce la faccio a bere questo posto senza Edo. Mi pare sbagliato magari provare a fare qualche cosa senza Luca. È come se l'avessero innanzi a me. Come scassa la minchia picchi me ne stai assettato. Mai aveva pensato che l'avessero impianto. Don Torrese è rinza che ne aspetta. Lasciamoci cavare da Gaspare. Problemi? No. Pigliamo trazzere. A poi. Mio zio è in cantina che ne aspetta. A Monin. E Luca è da rincia. Se ne quando mettono sottoterra. Valentino non lo si può ittare a casa che i picciretti. Manco ciurisse capace. Ma secondo te ci avesse a parlare? Niente può fare più ci aiuto. Lasciala tranquilla. Avemo che fare. Io non vette mai a così a me zio. C'ha pure avolo. Non to fonni le luacche. E Caringia. Pronto sì. Arrivo, zio. Bravo. Buono faciste. Asset. Tono. Ma a parlare a qua ciò che penso. Io non voglio ripetere. Se la credeva tanto. Ora Asset. La scena era stata costruita per dare importanza a lui e poi gli hanno tolto l'importanza. Un tradimento a bruciapicchetta può venire solo da persone care. Un nemico non ti ferisce mai come un amico. All'inferno, in ciao caro diavolo c'è poi solo per l'infame e ciaretura. Questa era la Divina Commedia, se uno non ha colto il riferimento, eh? Fontanella fece la sua scelta. E ora Spadaro non si ferma più. Non lo può fare. Tutto quello che hai, tutto quello che abbiamo, finisce presto. Se noi oggi non inventiamo qualche cosa. Sono pronto a tutto. Per Luca. Visse famiglia. Lo so che sei pronto. Ma arrivò una voce che stanotte che io non la cuoio. Balemo. Davanti a tutto, no teatro. Un accordo tra galantuomini, secondo te. Sì, serpiente, ci pare che sogno finito. Si sentono sicuro in città. Ho fatto caso a cose tranquille. Mi fa nascere pazzo. Sei un amico, un Palermo. E ci porta i donne, te ne chiede. Ci faccio sputare sangue a te pedose. E dopo? E dopo? Fai che do che fare per tornare a casa. La tua lealtà, questa famiglia ti sarà riconoscente assai.
tipo Isabella. Ovviamente no, sarebbe troppo conveniente. Parla con l'autista. Ci pensa io a portare in Palermo. E gioco la mi conosco ti faccia essere in tuo teatro. E chi è la poeta. Io me ne sei Ci ho ripensato però, forse potevo interagire con il cadavere. Non ci ho pensato. Stealth kill di Isabella. Che ci fai, Cassuta? Che ti comandò? A rispondimi. No, a rispondimi tu. È fare solo una cosa. Ci sei o picca, te lo prometto. Sicuro pure Luca Valentina ciurisse. E lasciami indovinare. Ti sta mandando solo? Mi saccio quaittiare, Isabella. Io le fare. Per Luca. Ormai Piddo picca ci può fare, lo capisci? Luca molto Morì per me pace. Per l'onore so. Non tu lascio fare pure a tia. Enzo. Sogno prena. Voglio che resti qua, con mia. Non posso fare niente. Tua pace, L'uomo che credeva che ero tu non ci avessi pensato lo vuote. Chiudi la finestra, muovete! Sta chiudendo! Aspetta! Forza! Lo sapeva. Non da pigliare con me! La Gazzetta di Palermo! Il terrorismo anarchico raggiunge nuove vette! I radicali prendono di mira il governo, le industrie, i ricchi e i potenti. Chi sarà il prossimo bersaglio? Beh, a volte c'ha delle belle inquadrature. Don Spadaro. Ma era proprio necessario venire fino a qua. È inquietante salvare l'apparenza. Solo tempo stiamo perdendo. Facciamo come sono abituato io. Ossia, finita di manarvilla e mi date mia idea che ora sono da Torrisi. A quel punto io verogno i soldi. O forse capire male io un nostro accordo. Forse c'è un altro modo. Ah, non avevo più tempo per pensare, c'è barone. Di onde vengo io, la parola data è sacra. Oramai noi siamo legati fino alla fine. Cameriere, una bottiglia e che sia costosa. Empire Bay dovrebbe essere l'ambientazione o del primo Mafia o del secondo o di entrambi. Cioè, nel senso, è tutto il gioco lo sta citando, questa città, però insomma non mi pare di averlo mai detto finora. Oh, fermati, fermati.
Esiste un viaggio lungo, Viglio. Ora ci mettesti ricca. Un presente. Da parte di Don Torrisi. Per la vostra parrocchia. Ma credo che io penso che a Don Torrisi abbia sottovalutato le dimensioni del mio gregge. È un problema che riguarda me e il mio buon vecchio amico. Mamone, Non ne stiamo iendo. lontano da occhi indiscreti. Guardie dappertutto ci sono. I vitti. Dice che sono un problema. Con tutto questo attentato dell'anarchici è meglio di avere su buoni spagli. Non è un buon momento per una serata all'opera. Se avesse potuto fare diversamente, e non fosse qua. Ossia, sape come potesse già essere senza farmi a bere. Sotto a Palermo c'è una via ammucciata, collegata alle fogne. Con quella puoi arrivare fino a dentro il teatro dell'opera. E fogne. Che? Credevi di entrare dalla porta sul reso? Di qua. Qua sotto riposano i muoiti Palermo. Chi se lo può permettere viene imbalsamato per essere ricordato. Dopo si devono accontentare. Alla fine però, polvere semo e polvere tornamo. Lasciate recae. White, avanti, non mi aiuto. Ma questo credo che sia uno dei primi gameplay che avevano mostrato del gioco. Cioè sarebbe quasi la fine del gioco. Non è che è sempre stato Barrino. Amore, Una scelta un po' curiosa. Ma ossia è un amico di Don Torrisi? tant'anni fa. Gli impegni. Lavorerò finché sarò in vita. Tu mi capisci? Aspetta. Che fu? Vai avanti tu a controllare. Ma chi dovrà fare? Vado a muovere. In 5 siamo. Usando sate come l'arme preatorie. Siamo in 5, però qua, contando quello che ho già steso dall'altra parte, siamo a 4, cioè questo qui è il terzo, lì c'è il quarto, oh, ne manca uno però. Oh, ah no, è già qui. Sai che la misericordia è una virtù. Se mi sono un tuo mienzo, pace. Mi perdoni. I cadaveri sono ancora cavoli e Iddo mi domanda perdono. Da scala porta al piano interrato del teatro dell'opera. Beh, potevo anche semplicemente fare il souvenir, Scusami buono. L'opera ancora assai dura. Un barone ci aveva settato un palco reale. E dove si trova? Di fronte a un palcoscenico secondo piano. Tu continui a salire e cerca di fare tutto in assoluto silenzio. Se i guardie se ne addonano, un barone se ne va. Grazie, padre. E il Signore ti protegga. Mi pare che arriviamo. Strana scelta di mettere questo. Il nostro camerino. Non ce n'è a Nike cercato. Fate come vi è stato detto, forza! Vi cambierete altrove. Ci sono i collezionabili in questa zona assolutamente non raggiungibile nella mappa normale. Quindi uno potrebbe completare il gioco missando i collezionabili. Ah, forse, beh, a parte che in effetti forse già quelli che erano nella fabbrica in fiamme probabilmente non puoi più riprenderli. Pare che il barone Fontanella ha un ospite nel Parco Reale. Almeno non ha portato quello scassaminchia del... Ah, il
fatto che quel tizio non sia bianco con l'istinto vuol dire che se mi vede è irrilevante. Il latino non lo sa. Se ci la recita Rosso Orienta, perché allora preghiamo magari un po'. Ultima quitte mia. Un colonnello Nebuso, La vista succedere qualche cosa a Barone sotto sua responsabilità, sono guai. Fossero guai per tutti. Speriamo che la Nike ci si piglia una serata libera. A me era Fontanella, non me ne fotte una beata minchia. Lo sai che ha intrallazzato chi mafiosi? Ma così dici? A me mi parevano chiacchiere. Lo scuoio che sei giovane, Vittorio. Le vai da te. Dai suo mondo, noto e come pare. A questo stanno di tutto il tempo. Pensavo che finita la conversazione si distraesse. Ah, ecco. Vabbè, non ho neanche ucciso nessuno. A parte quelli che ero obbligato a uccidere. La mappa di Palermo. Vediamo un po' che collezionabili ho raccolto. Tra l'altro non so se sapevate, ma i vecchi mafia erano famosi per la collezione, per averci i Playboy come riviste collezionabili. Mamma mia, come sono stato veloce a fare questo pezzo. Che ne dovete andare? Cosa riguarda? Oh! Ne pavano pissarecca. Sicurezza privata di Don Spadaro. Ah, questo è bianco, quindi sicuramente non va bene che ci veda. Sì, vabbè, se io fossi una persona reale, non avessi l'indicatore così ben visibile. Bravo sciave d'età, morì un bravo cristiano. Bravo uomo, sanno che anciano. parliamone. A parte invece come minchiava vessa chiancia. Se è casa sul pubblico ammazza una persona. Deve schiacciare una persona. Stavano per dare ragione a Isabella. Lo faccio passare io, tesoro campare. Quel fucile lì. Che trick che ho fatto. Quanti altri influencer riescono a far girare l'arma in quella maniera? A fare sputare sangue. Odio, dai. Odio le armi che richiedono di saper mirare. Montiamolo fuori! Fierro schifo,
non chiudimi la porta in faccia. Sì, come dicevo, a volte c'ha delle belle inquadrature. Delle belle scelte di inquadrature. E il Don è ancora lì? Ah no, Don Spadaro, non Don il prete. Ma tu sai che tuo padre divenneva a mia di 100 lire. Minchia bell'affare fisce. Ma se manco ti ricordi? Se no quando non sfegora volemo vostro, io non era nudo. Ma ora tutti mi conoscete. Ma da lì a te. Ma perché che canciavo qualche cosa e ne veniste a 100 km dopo tu su ne nascisti, ma sempre sotto la persona, se. Tu ammazzai San Luca Giapane. E ora arriva un momento. Riparo un conto. Una volta per tutte. Allora, fammi vedere. Spero che lui non sia il boss finale perché non me ne frega assolutamente nulla di questo personaggio. Contiamo Aito. Cioè se lui fosse l'antagonista del gioco sarebbe, cioè l'antagonista finale del gioco sarebbe veramente molto underwhelming. Non specchio da sai, pezzo di merda. Fammo, una cosa sola sa fare, ammocciare. Finisci che tocca cominciamo. Oh. Matteo, però. Tra l'altro anche meno vita rispetto ad altri scontri che ho fatto, mi pare. Che minchia hai, non c'è una famiglia, non hai niente. Tu stai morendo cazzo da solo. Noi. Bella animazione. È diventato come Cesare. Non è più buono come Luca, ma è cattivo come Cesare. Minchia che malanottata. Che ci successe? A suo figlio di puttana. Puh, quando sarò spiglia lontano il camera così maledesta che manco sapevo il suo nome. Non c'era bisogno che si metteva a nome. Il Signore perdona. Don Torrisi sicuro no. E poi ha puntato un'arma contro un uomo di Dio. E l'altro non ne so. Ah, sarà mia, perché molto in più qua non fa differenza. Ora ti naghiere. Grazie, pace. Il Ciabinardo che è in debito con mia. Ora va tenne.
pace, questi cancelli è meglio se li chiudete. C'è fuori un incidente. Stanno spezionando tutto quartiere. Sempre che minaccia Nike, ca. A cosa fa? Ammazzarono il barone Fontanella stasera al Teatro dell'Opera. Damate. Notaste qualcosa di strano da riferire? Ah, direi di no. Comunque è meglio se vi chiudete dentro. Ricevete consegna a quest'ora, pace? È un prestito da San Roberto. Con la messa anticipata, le richieste del diacono, il magazzino è un 48. Tutte cose sottosopra sono là dentro. Bella roba. Anche come scelte registiche e narrative è migliorato molto in questa parte finale. Andiamo. E chiudete i cancelli, pace. Avone! E sistemavo. Ah, ok, non ha preso l'anello per quello. Come picciotto più devoto. Un mondo nuovo non aspetta, Enzo. E io ho bisogno di uomini Ho una come brutta te. notizia. Ho messo incinta tua figlia. Onorasti a Luca. Faceste giustizia alla famiglia. E io sono orgoglioso di te. Grazie. Don Torrisi. Ora l'abbiamo vorrecato. E una cappietta. Poi ti accetto il rispetto quando ti senti. Bisogna scegliere tra la famiglia con la donna o la famiglia con il don. Mi dispiace, Luca. Ti sacrificassi. Ma non si più niente. Ora i tuoi figli restano senza pace. Perciò saggio che mi può capire per chi tu che fare. Ma avesse fatto ammazzare per questa famiglia. Ora però è a vivere per la mia. Ma che fortuna parlare ad alta voce con dietro Isabella. Padre Ciccone fece una cerimonia meravigliosa. Peccato che te perdessi. Quando mi dicesse del nostro figlio. Ma perdonare.
Non sapeva chi tiri. E ora lo sai? Non te la so più, Isabella. Non mi faccia ammazzare per lui cogliere qualcun altro. E ti prometto che il nostro figlio avrà chitto con un non avuto mai. Io qua non ci posso stare, Enzo. Me faccio non mi perdonassi mai. Ama scappare. Lontano. America. Appena potevo. Allora scegliesti di essere chi ducamo. Sceglievo a nuoce. La nostra famiglia. Non fece per carità, ti fa. Non fece niente. No, per carità. Per carità. Ah, la reconquista finalmente. Un era finito. Hanno da banna. Aveva che fare. Se c'è una femmina ce lo puoi dire, eh? Come verisse. Aveva che fare. Allora, che ci facciamo qua? Casa giocainza. Ordine del Don. Proprio un picciotto che aspettava. Alla fine si cantano tutte. Tessere minchia. Te disse che la mia famiglia era in debito con te. Debito che ora ti posso pare. Come il rispetto, la mia riconoscenza. E chi giocavano per te a lei. A perrera non ne scisse fuori, ora è mia. Tu già la conosci, da lasso come andare a te. Riusciranno i soldi ricchi, Enzo. Tutto chi gioca sempre ha desiato. Tutto chi gioca te merita. C'è ancora qualcuno da aggezzare. Te non ti dirà qua. Sono orgoglioso di te, Enzo. Di chi gioca diventasse. Poi tateva fuori i suoi pezzi in mieta. Te non sa per un burrecallo. Beh, se dovessi fare dei guess, direi che forse per andarsene in America e scappare faremo un accordo con quel maggiore che si era visto durante l'evasione per tradire la famiglia e in cambio avere un biglietto per l'America. Ops, sbagliato. Dietro l'orariere a Monenni.
Sì, ma comunque hanno totalmente Conosci ignorato la potere meccanica romano? della manovella Conosci. per fare partire le macchine. Lasciamo già. Una vista a stare, non sa niente rimaiato. Vota a mancare, l'ha usato ci suoi 20 anni. Le donne parlare cose lasciate in celice. Chi voleva dire? I capire Spadaro non sa trovano più. Dino Mazzone, Matteo Costa, Domizio Caccini. Andiamo a ammazzare tutti a uno a uno. Non ne so. San Muccello, ma un nostro compare sul retro parrò e buttiamoci in carne. Ci sono già picciotti che intero per trovarlo. Reciste carriera con un nuovo salario. Pensava che la donna non ne voleva per bene. Le donne ci piacciono i piccioli, come a tutti. E come ci piacciono pure a Fontanella. Fontanelli. Ma un barone morì. Gennaro Fontanella, un figlio, scimonito. Un disgraziato. A proposito, a coito, un giorno dopo che ha messo la sua pace sul tatiere. Avesse assaggio già, l'avesse saputo. Una coita. Donna si piglia a Perrera. E un nuovo barone si piglia a Salve. Come mucchiere. Bello. Grazie per averlo detto. Chiama te ca e leva vuoi corretto. Enzo, Tino, Guido. Facesse in ciò che ti spiai. Scavaio fosso, tutte cose pronte su. Buono. Diremo su che cazzo non rucressi. Minchia! Che minchia facete? Sto bastardo, ciavagliava quel spadaro. Guido, chi spadaro? O carra fuori rata miglia, finisce male. Ma io passo infamata. Ora finisce la costa tagliata e mette rincia pure all'auto. E sono lui. All'altre cose pensaci tu. Vatti nella vigna e piglia accesa. Ti sta aspettando. Cioè, nel senso, abbiamo fatto la buca della tomba, ma non si copre. Che non mi sembra che Tino sia il tipo di personaggio che si mette a fare la buca. Ah, a coprire la tomba, volevo dire. Guido, chi spadaro? Minchia. Tutto pronto, Aio. Quando ne niemo? Quando, Enzo? Preso. Che sogno contenta. Non ci posso credere. C'è un'ultima cosa che fare. Te ne ha cura? Tino sta naschiando a tutti i banni. Ma lo pensante, mi pare. Certo. Non ti preoccupare. Manca così picca. Sì. Ti amo. Pure io ti amo. Enzo, un secondo. Valentina sa già tutto. Valentina, devo levare chisse. Un t'aiuto per i piccioli. Usaccio. Su per i picceriti. Per favore. Grazie, Enzo. Ora, figlia Isabella, e ha trovato una vita meglio di chissà. Per tutti i tre. Prima che è tardi. Sì, però non posso fare così premura. Ma se no, donna se ne addona. A tempo debito, quando è un momento, ne andiamo. Mi sono sempre chiesto. Enzo, ti puoi dare la macchina. Fuori. Mi sono sempre chiesto se Luca sapeva di questa storia.
immagino che non lo sapremo mai più, cioè, nel senso, per la sceneggiatura adesso è irrilevante se lui lo sapesse oppure no. Però magari anche altri personaggi sanno questa storia oltre a Valentina. Ovviamente la fase in cui devi uccidere il capibanda è un palese allungabrodo, anche perché per essere un titolo che ha come pubblico di riferimento la grande audience, già così la durata è molto breve, quindi probabilmente avrebbero trovato Blasfemo farlo ancora più corto, ma sinceramente per i miei gusti personali non ce n'era assolutamente bisogno di fare questa sezione palesemente allungabrodo. Non sparate! Non ne ho niente! Che fa? Dammoci da Rero Parrino. Vincevo, stavo solo io. Sentitemi per favore, hai una moglie, non piccerino. Enzo, che fa? Ti tagliare i coglioni? Spara a chiso. Enzo, ammazza su figli via. Ha invocato pietà. Questa è la casa di Dio. E voi l'avete fatto entrare, sto miserabile fatoso. Agostino, vi prego, cercava asilo. Che cos'altro potevo fare? Quando bevete un nostro vino, che ci sono i feste, quando allungate un cestino per pigliare a questo, e quando ascoltate le confessioni delle nostre femmine che vi piacciono tanto assai. Cosa? Un patrone servite in quel momento, e non mi riferisco al nostro Signore. Non c'è motivo, vi prego. Dobbiamo chiarire una para di questione, io e voi. Enzo, non ti pigliare pena. O parreno causa come votare se relausa ban, quando vuole. Vi prego. Stiamo là, Edo. Forza. Ma non eravamo così cattivi fino a poco fa. Cioè, tutto questo cast qui di personaggi non era così cattivo fino a Amone, forza. poco tempo fa. A Don Spadaro. O diavolo ti possa fare addivettere per tutta l'eternità. Salute! Eccolo qua, o capo dei capi. Il re dei carosi. La unica che stasera da divittire, Il mondo è nostro ora. E tu stai facendo assai strada. Però che ti ricordi magari nuoci. A banna. Ma che stai dicendo? Niente, ma scusare compà, sogno felice per te. Voi sei bravo assai, Enzo. Anche lui sa della fuga in America. Ora passiamo alle cose serie. Signorine! Da Wissone da... E non ti scantare. Se te ne vai, non tornare. Sente mamma mia. Chi doveva fare cau fece. Una tantecchia ne recampamo da. Carincia, c'è scritto l'indirizzo. Ero cugini di Franco. Appena scende roba e cemento, fate sentire, va bene? Io devo sapere a trovare, ne?
Grazie, Leo. Buona fortuna, Enzo. A presto. A presto. Cioè, praticamente lo sanno tutti tranne Tino, il consigliere donna a questo punto. Vino Torrisi, tra l'altro, notato. Giustizia è stata fatta. Alla vostra, nonno. Amore mio, manca qualche giorno e ne andiamo recca. Pensava a tutte cose. Arriviamo con Geno un Palermo e poi ne pigliamo la nave per America. Tu essere solo pronta per partire. Ne vedremo presto. Fino ad allora. Ma raccomando. Enzo. Sì, ma no... Computer, non abbandonarmi proprio ora, eh. Ma quindi stiamo finendo il gioco senza mai fare una quest ambientata sull'Etna. No, sinceramente era una cosa che mi aspettavo. Ciao, Valentina. C'è Tommaso in casa? Oggi soli siamo. Mischino, la febbre ha avuto. Vado a vedere come sta. A momenti mi squidava. Hai una cosa pittia. Poi pisciriddu. Grazie. Ma raccomando. Senz'altro. Pigliarsi tutte cose? Aiutia. Come sei biaucio. Secondo te come ci finisce? Valentino non avere chi preoccuparsi. Ci pensa dopo pace. Non è picchisso. Mi scanto Richibu che ci potessi fare me pace. Su ven a sapere chi dan aiutò. Valentino sa bene così. Già abbiamo dimostrato. Mi dispiace che non riuscissi a salutare a tua pace. Non ci avessi potuto parlare mai senza scatenare un cataclisma. Ma capace che un cataclisma arriva stesso, visto come mi sa montagna. E tutta nottata visti che faceva fumo, sino a quando arrivò Valentina. Divenne difficile fluire. Fece attenzione. Ma pesciata non c'era. Come voi canora così, tutte inserragliate in casa su. Aveva anni che non faceva così. Ma non è cosa che andare guai più. Ne ha montagna e manco il suo cuore. Siamo sempre in tempo per fare una quest sull'Etna, forse. Siamo liberi. O con l'Etna come Mai protagonista. c'è in capo una nave. Solamente i visse Iri e Venere Aeropoit. Manco io. Non ci fece mai caso. Non avevamo tizi in ora. Appena arriviamo all'America, ne subiamo un posto solo per nuoce. Non mi interessa che è grande, solo che è nostro. Non mi piacesse assai. Allora Enzo, sei pronto? Sì. T'avessi voluto dire tante cose, ma non trovava le parole. Tutto che tocca a dire è ca. Quando era piccericcio, ne aveva uno preciso.
Ma io ci facciamo fare una vita diversa. Senza manco salutare venite. Enzo! Ho capito subito che tipo era, Caruso. E ora ti tocca fino a cambiarti. Lasciami stare, subito! Ma che repetia ce n'è. Alce ciccone, ne contò tutto quello che ci recessi. Ci spezzaste il cuore, tuo padre. E meno male che ho confessionale è segreto, eh? Vai stando! Lasciala ire! E tuoi peccati. Ci puoi ancora rimediare. Tuo padre resta a disposizione. No, no, no! Ricogliela. Dirissi. Ricogliela. Vuoi tatavello? Isabella, Enzo, ti amo! aspettami! Io ne toglio! Tosete! Caroso! Cesare! No, per favore! Che minchia te passò, Patiaisa? Tutte le femmine della Sicilia avesse potuto avere. Magari da tutto il mondo. E chi giusta Ida? Perché a Ida, voglio? L'hai amato sempre. Un tazzaitare a ripetere. Che minchia pensaste? Di fare una bella foitina? Sapete risorge tutto quello che è buono. Avevi a fare una scelta. Minchia. E testi tutte cose antall'aria. Tutto il bene che te fece mio zio. E quale bene mi avesse fatto? Un ladro mi fece diventare, Cesare! Un assassino! Tutte cose tu facessi! Tu eri Casparano, sempre! Tu facessi sta scelta! Ci sono problemi da dire. Qualche cosa per tappare la bocca. Assa farà mia! Tu guida! Non mi dissi che ci è successo a Luca. È solo questione di tempo prima che capita a te o a me. Rinca da cantina tu giurasti fedeltà! Giurasti! Usa che vuole dire! Non lasciare che ci succeda niente a Ida è un uccidito. Ti prego, Cesare, su tutto quello che hai. Mu! Non è a te quanto mandare. Se no ora, solo minchiate mi contassi. T'avessi ammazzare. Amici erano. L'amore ne esce. Bentornato, Caruso. Senti, ciao re casa, eh? Forza, cammina. Cesare, per favore. Zitto, dai stare. Ma non ho ancora spiegato com'è che fanno a saperlo. Da fuori, E che fine ha fatto, cioè, se sanno qualcosa di Leo. Ancora mala notizia, vero? E più avanti gioiamo a peggiorare. Cioè, Leo potrebbe anche venire a salvarci volendo, se non è stato catturato. La montagna fuma. Non ci avesse mai Sarca. È inutile che cerchi scappatoio, perché non ce n'è. Non tornesi a deciso e non ne cancia idea. Capiste che succedeva? No, a te cazzo no. Qualche errore state qua fuori, non sa mai che ci viene qualche bella idea. Le parecchie in mano. Sbroglia sta minchia la mano! Don Torresi. Io l'amo. Io ti tratto come uno di famiglia!
E tu mi ci dici questa maniera? Oh, Mosè. Allora difenditi! Non posso difendermi, questo gioco non ha le meccaniche di combattimento a mani nude. Ah? Un caroso! Che la stessa non ha! Isabella sa sposare a che carico io. Un nuovo barone Fontanella, non un pezzefango come a te! Io conosco un dottore, che ora fa spedire. Tutti i già come me, o capisci? Ma Isabella... Moto tu! Non tornisi per carità! E già era uno in uno, ora non è più niente. Perché minchia sempre le regole si non si rispettano. Fammi vedere se tu t'affi. Può essere qualcuno? Piglia un codeggio e ammazza. A duello con Cesare. Scannalo come un poico. Io pensavo fosse con Luca, come ho detto, non so se in questo video o in quello precedente. No! No! Ora non te può scansare più! Lo sapevi buono quando giurassi fedeltà! Ma è tua cucina, Cesare! Che tocca succedere ora, solo colpa tua! Non lo so, secondo me è ancora in tempo La montagna! per Teniamo sosterrato! aiutarmi, Non so se... non sono così sicuro che muoia in questo punto. Cala il suo potetto! Un neggio potato! Ma non è recca tutte e due! Ma vero pensi che a me ne venisse con te, Caruso? Non la va a toccare nudo! Né tu e manco tuo zio! Basta! Ma chiudere qua! Fifone! Falla e basta! Forza! E minchia aspetti? Tu eri un amico. Tutte cose poteva avere. E tutto t'ha dato. Devi vivere per te, Cesare. No peito. No pecchiso. Ed Enzo spiega anche la morale del gioco per chi non l'avesse capita. Beh, ora collezionabile in questo momento. Poco è! Non tu resa molto vuoi! Voglia! C'è un bombardamento praticamente all'inizio del Novecento. Oh, ero l'unica volta che stavo morendo. Wow.
stava ricaricando. Non ce ne prego! La faccia di Enzo mi ricorda un po' Tom Holland in certe inquadrature. Disarmato. Oh no. Ah, siamo tornati alle origini veramente in maniera incredibile. Questa galleria la conosco. C'è stato con Gaetano. Dio quanto ti pare Oh, piace. e questo come fai? Il mio non ti può ammucciare. Mi sbagliai a pigliare con me. Non ti può cercare, non fanno. Ne scemo una vuota e ci No, ma posso vieni da lasciare qui, arrivare. idiota. Tu a me figlia una verecchione. Non ti puoi mettere già le nuoce. Se non ti mescato cornetto, romani Isabella manco non ne puoi di te. E da me ama. E ne amo, recca. Scaffio la terra. Pigliatelo, c'è venendo ne vuote. No, no, no. Beh, qua... Penso che ne vuoi. Poi ti ridarò. Oh, molto comodo averci l'arma qui. Devo muovermi che sennò muoio. Ah, voglia. Ah, muore anche abbastanza velocemente tra l'altro. Ah, ok, stavo per consumare una benda. Cioè, non che la benda in teoria curi questo tipo di malanno, però meglio. Ne scisse nessun fenno per buttare peccato in già famiglia. C'era già, Sì, ma è la persona più ammazzata. Hai ucciso 120 giovani, no? Lui lo può uccidere tranquillamente. E invece disse. Me figlia. Tu, grandissimo bastardo. Questa era una morte oppure un chissà se è morto? Sembrava, cioè, nel senso sembrava abbastanza morto, però al tempo stesso mi sembrava un po' troppo poco scenico per essere la morte dell'antagonista. Ah, wow, questo sì che è scenico. No, Isabella. Caruso! Non te ne puoi dire dopo che gioca faceste. Tu posso permettere. Quando t'accano Classica interazione col suocero. non c'è vuoto. Vendesse tutto. Ah, io tutto che tu potesse volere. Isabella, una famiglia.
Se non ti piace, può muovere. Non ti arrisicare a Montorella. Tu camingia infame! Tu in H, vai sai! Già non nasciato! Io provo solo che so per te! Devo mettere come figlia! Prima Sì. mi ammazzare! Hai capito? Ah, ma poi io recupero la vita. Sceglie non sa... Vai sai! Quindi il fatto che lui sia più pericoloso in realtà cambia poco, perché se ogni volta mi dà la vita. Che dico a te? Se merita di muovere! Che dico a me? Mi scacciano sotto i piedi a chi dico a te! Fallo! Figli bottana! Se questo era l'ultimo duello, penso di aver fatto il gioco senza mai pariare. A parte il tutorial. Avessi potuto avere tutto. Io c'è. Tutto che voglio. Pezzignetta. Tagliami. Tagliamo in dall'occhio. Non puoi cacciare. Che giocassi. Tu c'è niente. Se abbiamo sconfitto gli Spadaro e i Torrisi abbiamo debellato la mafia. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Enzo. Ah no, a meno che lui non diventi il nuovo capo. Solo io e tu. Come abbiamo detto. A pittonare. A pittonare.
Abbassate un'anticchia. Già ti sta venendo un'euro. Non te pare? A conto che viene una macchina che ti porta al dottore. Per lovarti sto zimmo. Tino, come può fare questo? Tino, più favore, ascoltami, ti prego. Un morso sì, senza cuore sì, perché? Tutti sono rasti a tuo padre. Sì, una vergogna per sta famiglia. Vaffanculo! Si controlla Isabella. Enzo. Signore mio, mi neghiere ricca. Non ti posso lasciare caccoito. E c'è la porcina famosa? Hai un ferrietto. Magari la riesci a grapere. Ci sogno quasi. Sì! Per marcia, a montagna! Venite a partire subito! Sopra, poi tatacela subito, no tutto. Tenetevi lassì. Mace! Cosa dici? Veri? Calmissimo. Alla miseria. Niente. C'è niente. Ok. Ok. Tenneo! Che sta succedendo? Isabella, un nena sua camera. Minchioni! La faceste con fuori! Cercate! Subito! Non venite se prima non la trovate! Niente, c'è poco. Stiamo attenti, tutti! Ah, persino le step kill sono così? Cioè, chiunque dovrebbe vederti? Dio mio! Oltre al fatto che è improbabile che Isabella Sta contando minchiate. sia più forte del mafioso. giuro! Se mi uri sta banna! Qua dove se l'ha incontrato con Enzo di nascosto. Ah, cazzi! No! 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 Ora! Tu insegno io a obbedire! Te stai vecchia! Lasciami! Brucerai un piano come pazzo! Continua così, che ti trovo a mandare in un benvenuto! Basta! Montana! È diventato un mister. Ma no! Ci può mettere Cioè, pure è l'omicidio qua nei l'ultimo tuoi peccati. secondo! Si da così liberassi a me figlio di sto questo! Ritia! Poi... Che minchia fai? Cioè, proprio l'ultimo secondo e poi... Appena da trovo! Come ti per me! Ma qui è veramente difficilissimo, cioè... Te lo ci rivedi.
No. Cioè, ti non è diventato Mr. Freeze di Batman Arkham City? Un moscio sì, come a me piace. Se ti avesse tenuto lazzo come ci riceve io, a sola fossimo tranquilli. Non è se bicciottieta. Puttanazzo. Non t'avvicinare. Enzo un nie. Dirissi un nie. Cesare un nie. Non c'è più niente per te. Che naghieri. Amore! Mauro ci ha fatto sembra sotto cucuroso. Non penserà a niente. Travaglia e appunto Permesso. Amore mio, se io e non ricordiamo per il resto della nostra vita, e io e noi che scegliamo un futuro per la nostra famiglia. Mio padre mi abbandonò. Nostro figlio invece può vivere come ci dice il cuore, ma basta il suo pensiero per farmi capire che facciamo buono. Non mi posso cancellare il passato, ma con te mi posso scordare. Hai tutto un mio cuore e la mia fedeltà per sempre. Penso. Viva i migranti, viva l'American Dream. Questo potrebbe essere una delle morali. Va bene, ora immagino che qualcuno voglia sentire anche comunque un giudizio finale. Cioè, secondo me comunque diciamo che è un gioco che ovviamente non è particolarmente innovativo dal punto di vista
del gameplay, non direi neanche dal punto di vista narrativo, ha dei guizzi narrativi. Il gameplay non lo definirei proprio iper basico, perché comunque ci sono delle sezioni in cui sei libero di approcciare le stealth o più action, cioè hai comunque un po' di libertà, quindi non direi che è proprio un gameplay iper basico. A questo ci si aggiunge ovviamente molto bella l'ambientazione, ma proprio nel senso la scenografia, proprio i paesaggi. E poi cioè, il motivo principale per cui uno gioca a questo gioco qui è il fascino per l'ambientazione, cioè, ma come del resto quasi tutti i giochi che sono pensati che hanno come target la grande audience, cioè nel senso alla fine sono tutti abbastanza simili, ma il fascino, il motivo per cui dovresti giocarli è il fascino per l'ambientazione. Sicuramente se questo gioco qui non avesse avuto la bellezza della ricostruzione della Sicilia d'inizio Novecento, non avrei mai giocato. Invece adesso l'ho giocato e direi che tutto sommato, cioè nel senso complessivamente mi è anche piaciuto. Detto questo, direi che possiamo anche salutarci. Al prossimo video.